Nicolò Bellemo. Numero 10, Nicolas Siega. Numero 11, Riccardo Zecchinato. Diamo il benvenuto al nostro presidente, patron Roberto Benasciutti, popolo bianco-azzurro. Un applauso. È arrivato il momento dei nostri beniamini, è arrivato il momento dei nostri eroi. Fuori il petto, in alto i cuori, e se volete fuori la voce. Il Rovigo scende in campo con il numero 1 Lorenzo Lombardi, numero 2 Thomas Maneo, numero 3 Luca Pinazzi, numero 4 Gabriel Rossito, numero 5 Gabriele Mancina, numero 6 Alexis Iara, numero 7 Alessandro Casagrande, numero 8 Guido Corteggiano, numero 9 Leonardo Severiano Granato, numero 10 Matteo Secli, numero 11 Zaccaria Sciagari. A disposizione per il carattere Andrea Giovinazzo, Mattia Sporetto, Giancarlo Girotto, Alexander Musai, Matteo Barangon, Alberto Crepaldi e Francesco Zanellato. Nicola Cosentino. A disposizione per il Rovigo con il numero 12 Cristian Bassi, con il numero 13 Dejan Danza, con il numero 14 Emanuele Scarpa, con il numero 15 Paolo Zinna, numero 16 Riccardo Pellegrini, numero 17 Luca. Salutiamo anche calorosamente la mascotte del calcio Rovigo, Totò. Anche lui quest'oggi sugli spalti a dare forza ai nostri players. Buon pomeriggio a tutti da Urca Network. Ho lasciato la presentazione allo speaker ufficiale, come era giusto che fosse. Per noi è la prima diretta e ci fermiamo un attimo per la musica.
Ecco, il problema sembra risolto e sistemato, quindi rete della porta aggiustata. Si può partire. Salutiamo chi ci sta guardando, salutiamo il presidente e ringraziamo per la possibilità. Partito il Cavarzare. Tifosi scatenati. Dai ragazzi. Peccato. Bravo. Raffreddamento al massimo. No, adesso no. Adesso no. E tu hai fatto il Milan? Io ho fatto il Milan. Questo Davide si vuole. Ha detto che va a scala. Scusate se vedete il video a scatti, ma è il caldo. La partita è comunque combattuta. Bella azione, bellissima. Tutti e due.
rischio. Azione d'attacco per il Rovigo. Che sfortuna. Palla al Cavarzare. Dice però che ogni 5-10 secondi rotellino. Direi che non sa. ¡Ay, papaya! Bravo. Bella, peccato, non c'era nessuno. Peccato. Bella azione. Posso mettere la faccia. Ho usato i 30 freni invece dei 60 a posto. Si vede che non regge. Sì, dovevo mettere 7,20 invece di 1080. Non so. Perché non so se poi il problema è. E dice che così non ha una gran diretta. Magari migliora dopo. Punizione per il Cavarzare, pericolosa. Porca miseria. 1-0 per il Cavarzare. Occasione sfruttata al massimo del Cavarzare. Forza che la partita è lunga. Sempre meno gente connessa che non segue. Al 10° minuto del primo tempo per il Cavarzare ha segnato il numero 10 Siega, Rovigo 0, Cavarzare 1.
penso tutto, meno che sia la partita. Io idem. È quello che Al 12° del primo tempo per il Cavazzare viene ammonito il numero 11 Zettinato. Cavarzare chiude bene in difesa e prova la ripartenza. Fischiato il fallo. Bella. Segnato fallo in attacco. Quindi palla al portiere. Ah. Per l'arbitro non è fallo, però abbiamo un giocatore a terra che speriamo non si sia fatto male. E anche bene.
Il tifo dei ragazzi è sempre quello più bello. Mm. Non è che c'è Pippo. No, non lo so. Non so che categoria sia arrivato. L'arbitro va a dire alla panchina del Cavarzere di stare tranquilli e si riprende il gioco. Bellissimo gol di testa per il Rovigo, pareggiato, quindi 1-1. Benissimo, bella azione, molto bravi, costruita bene. Al 21esimo del primo tempo per il Rovigo ha segnato col numero 11 Zaccaria Zagliari. Zaccaria Zagliari ha segnato per il Rovigo. Zaccaria Zagliari sotto punto. Rovigo 1, Cavarzere 1. Quindi 1-1 e adesso si riparte.
Primo tiro. Angolo per il Rovigo. Break, water break, quindi pausa per un attimo di ristoro per i giocatori, e ci sta perché con questo caldo è necessaria. Al 26esimo del primo tempo cooling break. Ricordiamo la prima partita di campionato, domenica prossima il Rovigo giocherà a Martellago. Mi ha detto che non può seguire il mais. Si riprende con il calcio d'angolo per il Rovigo. Eccolo! No! Mannaggia! Lui era buono, era l'altro che era in fuori gioco, ma era buono. Mannaggia, ripessetti. Buoni. Ragazzi, state buoni. Non serve. State buoni, ragazzi.
punizione per il Cavarzere. Tirata direttamente sul portiere. Angolo, secondo angolo per il Rovigo. Battuto dal numero 3. Sì, mano vista dall'arbitro, era proprio lì vicino. Sbagliato passaggio, riprende la palla al Rovigo, era bello. Gol del Rovigo, 2-1. Bel gol davvero, complimenti. Al 37esimo del primo tempo, per il Rovigo ha segnato con il numero 10 Matteo Sentri! Con il numero 10 Matteo Sentri! Matteo! Shot football, Rovigo 2, Cavarzere 1.
Bravi, bella pressione. Bella azione personale numero 6, davvero inarrestabile. Punizione per il Rovigo.
molto bravo, ecco. Adesso la mette, no, va, niente di fatto. Parata del Rovigo su tiro da fuori area del Cavarzare, del numero 10 del Cavarzare. Bello, c'è spazio. Bellissimo. Otto, chi ti marca l'otto? Bravo, mi! 3 minuti di recupero. Angolo, terzo angolo per il Rovigo.
Mettila. Madonna, peccato. Tu non ti immagini quando a San Siro oppure in gente si distrae un sacco, io sono stato seduto così perché sembra che mi fatto un padovano, seduto, sembrava c'era un terremoto. Dai! No, ma intendo proprio di pazza. Io mancano 20 secondi. Ha dato 3 minuti di recupero. Ha dato 3 minuti. Bello. Finito il primo tempo sul risultato di 2-1 per il Rovigo. Andiamo a bere un caffè, anzi, mangiare un gelato.
Eccoci, siamo ritornati dopo la pausa tra primo e secondo tempo. Si riparte sul 2-1 per il Rovigo. Temperatura 32 gradi in questo momento. Speriamo che la diretta vada un pochino meglio di prima, essendosi un attimo abbassata la temperatura. Segnalateci se ci sono problemi magari sulla chat online, che vediamo di risolverli. Tutto pronto? Qualche altro problema con la rete? Come inizio partita? Viene prontamente risolta la problematica. Si scaldano due del Rovigo, che purtroppo, scusate, non conosco perché non hanno il numero. Dovrebbe essere tutto a posto. Ci siamo? Sì. Si parte. Ce l'hai fatta? Adesso oh, madonna. Rotella. No, ecco, adesso va. Dimmi quello che passa risoluzione ancora prima. Non mentre l'elemento è... Se si scalda... Ce l'hai fatta? Dovremmo essere ritornati dopo una piccola pausa di riavvio attrezzatura. Del secondo tempo per il numero 7 Maestrello, per il numero 13 Moretto e il numero 20 Cosentino. Ai ai ai. Ecco, fallo.
Punizione al limite per il Cavarzere, pericolosa. Boni con che le mani. Dritta al portiere. In teoria c'è gente connessa, ma non so se stia guardando la rotellina. Fallo e punizione. Qua segna 75. Rotellina. Scalda. Sostituzione per il Rovigo. Ed esce il numero 5. Al 34esimo del secondo tempo per il Rovigo esce il numero 5 Mancin e entra il numero 13 Danza. Punizione. Bella! Bellissimo! Bella punizione del nostro numero 3. Bel gol, quindi 3-1. Al 34esimo per il Rovigo ha segnato con il numero 3 Luca Pinazzi.
Torino Vico ha segnato Luca Piazzi. Luca Piazzi. Sciotto punto. Rovigo 3, Cavazzere 1. Bella partita comunque, devo dire, bella combattuta. Fallo e ammonizione, sì. Ha rotto la maglietta? Si è capita. La maglia, sì. Ha rotto la maglia? Eh sì, gli ha tirato la maglietta e gliel'ha strappata e quindi gli ha detto vattela a cambiare. Ah, poretto! Ecco, visto che c'era fresco, tocca mettere maglia su maglia. No. Tanto cambia il portiere, tanto. Si riprende. Eh sì. Eccolo. Bello peccato. Porco cane.
Bel giro palla. Altra sostituzione per il Rovigo. Entra il 18, entra il numero 15 e il numero 16, esce il numero 10. Non lo so. Ecco. Si blocca, poi riparte, si blocca, poi riparte. Al 43esimo del secondo tempo per il Cavarzere escono il numero 10 Siega e il numero 11 Zecchinato, per il numero 15 Buzzai e il numero 16 Marangona. 84. Mancano più o meno 2 minuti alla fine della partita. Punizione per il Cavarzere. Erano 84 prima. Bello, ah, peccato. Dalia, sì. Rimessa laterale. Fuori gioco. Parla il Cavarzere. Fallo. Punizione per il Cavarzere. No, non l'ho visto.
Mi scuso ancora se sono stati persi dei pezzi, ma ripeto, troppo caldo oggi per l'attrezzatura, quindi sono stati proprio problemi di surriscaldamento. Punizione. Fallo sul portiere. Ormai ci siamo quasi. Bravo. Vai, 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 vai. Bravo, bravo. Direi che dovremmo esserci. A quanto sei? Può essere. Si fa la fine. Bella. Tira! Ma tirate! Bello! Peccato. Bella partita. È finita. Bravi, risultato appunto 3-1 per il Rovigo, compiti, quindi la strada è dura ma si va avanti. Grazie mille per averci seguito, mi scuso ancora per le interruzioni, ripeto, dal troppo caldo. Salutiamo tutti e ci vediamo sabato per la prima partita di campionato degli juniores. Forza Rovigo!